Mettere in sicurezza per non correre rischi. I tragici eventi di Genova stanno accelerando gli interventi nel territorio agrigentino. Anche la galleria Spinasanta, alle prese con infiltrazioni d'acqua sulle pareti, è finita così sotto la lente di ingrandimento dell'ANAS, che per la verità l'ha tenuta costantemente sotto osservazione. Adesso la decisione di chiudere è quella che va in direzione di Raffadali. Il tratto stradale resterà off limits fino al 30 novembre. Il provvedimento, fa sapere l'ANAS, si rende necessario per procedere ai rilievi e ad eventuali successivi interventi di manutenzione. L'itinerario alternativo è costituito dalle vie Imere e Salvatore Scifo, sempre all'interno del comune di Agrigento, con immissione sulla statale 118 allo svincolo Santa Lucia. E la CISL di Agrigento prende subito posizione. La città è isolata, tuona Maurizio Saia. Gran parte dei collegamenti stradali per diversi motivi sono chiusi al transito. Ponte Petrusa, viadotto Morandi, strade urbane inibite ai mezzi a due ruote, ora anche la galleria Spinasanta. Siamo tornati indietro di 50 anni. Nel caso in cui si rendesse necessaria a causa di eventi catastrofici l'evacuazione della città, osserva Saia, ci ritroveremmo con le vie di fuga chiuse. La manutenzione e la sicurezza viaria è fondamentale, ma è anche vero che la città non può restare isolata e penalizzata anche dal punto di vista economico. Sono ancora le parole di Maurizio Saia. E intanto sul destino del viadotto Morandi di Agrigento, dopo l'intervento dell'assessore regionale Tusa orientato verso la demolizione, dice la sua anche Eleonora Locurto, capogruppo dell'UDC all'Ars, che parla di obbrobrio da rimuovere. Va eliminato, sottolinea, oltre che per una questione di sicurezza, anche per tutelare il paesaggio e i beni culturali ed ambientali della nostra isola, se vogliamo davvero rilanciare il turismo come fonte di sviluppo economico. Per essere coerenti ed efficaci chiederò subito, annuncia Locurto, la convocazione della Commissione Ambiente dell'Ars, che insieme al governo Musumeci e gli attori del territorio si dovrà confrontare e decidere. E la UIL di Agrigento, tramite il segretario provinciale Gero Acquisto, taglia corto. Sul ponte Morandi dice: finora troppe dichiarazioni e polemiche, si acceleri invece con le relazioni tecniche e si trovi una soluzione definitiva. Gli agrigentini non possono aspettare ancora. Collegamenti, economia e turismo sono in ginocchio, conclude Gero Acquisto.